Il nuovo DPCM potrebbe creare situazioni molto complicate durante le feste ed è bene che il governo ci ripensi. A chiederlo sottolineando come il decreto vada a costruire differenze importanti fra le grandi città e il tessuto sociale di una regione come il Veneto è proprio il governatore Luca Zaia. Faccio un paio di domande. Quanti è che la rispetteranno? Non ditemi che non avete già avuto le mail piene nelle vostre redazioni di gente che vi dice io non la rispetto. E non è giusto non rispettare una norma, no? La legge va rispettata. E poi ancora, cosa penseranno quei cittadini dei piccoli comuni, anziani, chiusi in casa, quando vedranno in TV chi non avrà rispettato le regole? Sentite, resta tutto gli atti in questo mondo dove, dove c'è connessione e c'è registrazione di tutto quello che diciamo, resta gli atti. Noi le avevamo dette queste robe. Spero veramente in un ravvedimento del governo. Non è vero che non si possa prendere in mano questa situazione.